Buonasera a tutti, eccoci qui con i nostri primi ospiti di questo speciale Donatello 2020. Ho con me Renato Marengo, direttore di Cinecorriere, e Laura Dellicolli, che lascio far presentare a Renato. Beh, perché abbiamo una vecchissima amicizia. Dunque, Laura, vabbè, è presidente di Fondazione Cinema per Roma, presidente anche dell'Associazione Italiana dei Giornalisti Cinematografici, insomma, per un sacco di cose, ma Laura ha anche a che vedere con soundtrack, con la musica. Marco, e che naturalmente questa trasmissione si occupa prevalentemente di colonne sonore. Lascio a te un attimo le domande. Allora, la prima domanda che faccio è: io so che Laura Dellicolli, al di là di tutti questi ruoli che mi dici, ne ha una che a noi musicisti c'è molto cara, cioè è l'ideatrice del Soundtrack Star Awards di Venezia. Allora io vorrei chiedere come è venuta questa idea, che io trovo fantastica, come è venuta questa idea di cercare di premiare anche il lavoro dei musicisti e di tutta la filiera dei musicisti? Allora, devo riconoscere, intanto eccoci, ci salutiamo, devo riconoscere che in realtà non a me personalmente, ma perché io credo di riuscire a farlo crescere, l'ho fatto crescere negli anni. In realtà è Andrea Camporesi che ha avuto questa idea. Andrea Camporesi ha un'agenzia che si occupa molto di marketing, di pubblicità nel mondo della musica, di promozione, e non solo, e quindi venendo a Venezia per altre cose aveva questa idea che si è concretizzata poi all'inizio in una triangolazione anche con Cinecittà. Oggi Cinecittà è rimasta, diciamo, un partner importante perché ci ospita nel suo spazio, però negli anni diciamo che questa operazione con una giuria che all'inizio ha avuto Cremonini e Montaldo, due testimoni ad eccezione, con Montaldo presidente di giuria, quindi è partita alla grande anche come immagine, come qualità proprio di composizione della giuria. Poi in qualche modo Andrea me l'ha fatta prendere in mano e quindi continuiamo a farlo insieme, nel senso che loro, i nostri eventi, sono l'organizzazione da cui parte e insieme lavoriamo, devo dire, tutto l'anno pensando al fatto che questo è un premio collaterale, ma di quelli riconosciuti dalla mostra, quindi la mostra non ha un premio ufficiale per la musica e questa operazione è stata anche un modo per portare a Venezia, per aprire al tema della musica e della colonna sonora. Quindi, finalmente la musica a pari dignità delle immagini, cosa che sta avvenendo nel mondo del cinema e anche della televisione da parecchio. Quindi però per me, Renato, per me è stato un po' gioco facile pensarci, perché i Nastri d'Argento, che sono nati proprio nel 46, quindi sono il premio più antico, abbiamo qualche anno anche più del David. Da sempre hanno mantenuto, diciamo, questa attenzione a tutta la filiera anche dei contributi artistici e tecnici, e a un certo punto, prima degli altri, hanno inventato l'attenzione alla musica. Allora all'inizio non c'era la canzone, poi è diventato anche musica e canzone, cosa che poi ha fatto il David, e quindi sono due categorie che il mondo della musica per il cinema aspetta molto tutti gli anni. Cosa tanto cara alle mie immagini del suono. Laura, Marco, scusa, il nome Dellicolli, no? Sì, ci porta... Nei Davide Donatello hai fatto campo, un po'... sono di famiglia, no? Nel David loro, la famiglia Dellicolli. Laura, tu poi ne hai parlato in tanti libri che hai scritto, no? Spesso parlando un po' del ricordi di famiglia e anche di così, parlando giustamente. Sì, però guarda, per esempio mio padre non ha avuto grandi premi, anzi ne ho ritirato uno proprio nell'autunno scorso, di questa associazione che manda avanti l'unico premio in Italia che si occupa di direttori della fotografia. Io dico sempre direttori, adesso bisogna chiamarli autori, ma a casa mia tutti si sarebbero definiti normalmente direttori della fotografia, cioè chi è nato dalla bottega, diciamo, formazione che un tempo non passava per le università del cinema, diciamo che viveva questa professione ancora con un senso della gavetta che era proprio la formazione di quell'artigianato che si tramanda, no? E che secondo me poi è anche un valore forte che è rimasto nel cinema, ed è quello che io vivo sempre con grande partecipazione, insomma, dividendo questa passione e facendo delle iniziative. Sei nata full immerso nelle immagini, però poi io quando eri agli esordi della tua carriera mi ricordo che la musica sempre
ti attraeva particolarmente. Quindi, sai, Marco, una bella... c'era anche la spinta di una, come dire, una spinta generazionale, e se non sai per la musica quando forse non avevo neanche 20 anni, per cui insomma diciamo che nell'autoformazione anche giornalistica. Senti Marco, ci vuoi riassumere un attimo chi sono allora sì, io infatti candidati, in modo che Laura ci può anche guarda, ce li ho anch'io qui, allora, dunque, allora noi ci occupiamo soprattutto appunto della filiera musica e suono, quindi fondamentalmente del miglior musicista, miglior canzone e miglior suono. Vado sul miglior musicista. Il miglior musicista abbiamo 5 nomination: il flauto magico di Piazza Vittorio, dell'orchestra di Piazza Vittorio, il Primo Re composto da Andrea Farri, il Traditore composto da Nicola Piovani, Pinocchio di Dario Marianelli e Suspiria di Tom York, cioè del cantante di Radiohead. E allora possiamo dire delle cose. Sì, prego. No, perché Suspiria per esempio è stato un premio soundtrack, tra l'altro, quindi siamo stati molto, molto fieri di poter fare questa operazione a Venezia. Tra l'altro insomma per altri motivi invece, per esempio, siccome i Nastri d'Argento, quindi quelli votati dai giornalisti, devono votare solo personaggi italiani, per esempio artisti o comunque tecnici italiani, anche se lavorano all'estero, quindi per noi vale il contrario, cioè l'apporto italiano. In questo caso invece era un apporto diverso, per cui non sarebbero potuti entrare, diciamo, in candidatura da noi. Andando a memoria, Andrea Farri è stato uno dei nostri candidati, la prima candidatura della sua vita l'ha avuta ai Nastri d'Argento, quindi era nella nostra cinquina a giugno scorso. Piovani è il nostro vincitore dello scorso anno, quindi come dire... Siamo sul pezzo? No, perché i tempi di selezione sono diversi come stagione. Il David si ferma più o meno all'anno solare, più un mese, insomma, grosso modo arrivano ai film che escludono però diciamo delle date che noi invece continuiamo a prendere, perché la nostra scadenza è il 31 maggio. Ma questo perché? Perché noi calcoliamo che ci muoviamo sulla stagione del cinema. Chi frequenta il cinema sa bene che Cannes è un po' un punto di arrivo della stagione, dopo Cannes di solito si aspetta Venezia, e quindi diciamo che la nostra stagione più o meno idealmente è Venezia-Cannes. Quindi non l'anno solare, ma la stagione cinematografica. Io faccio il tifo ovviamente per l'orchestra di Piazza Vittorio per motivi sentimentali, perché gli Avion Travel sono nati assieme al mio Nepos Power, eccetera, quindi Mario Tronco. Una cosa, che io non credo che in questo film sia proprio l'orchestra di Piazza Vittorio, nel senso che è una sonora complessa, mentre mi fa piacere ricordare che ai Nastri l'orchestra di Piazza Vittorio ha avuto il suo primo premio, quindi che bello, abbiamo dei primati che devo difendere per forza. Col David per esempio dallo scorso anno, con la riforma che ha fatto della giuria Piera De Tassis, ha inserito i giornalisti, mi ha scritto dicendo proprio una lettera, dice: ma non è possibile, tu non voti il David con tutto quello che fai. Vabbè, non c'eravamo, e quindi era giustamente un criterio diverso, però non siamo concorrenti, e quindi l'idea di entrare nella giuria, chiaramente il rischio è che, certo, magari i giornalisti che hanno votato i loro premi possano insistere su alcuni, c'è qualche inserimento nuovo naturalmente qui. Vabbè, un po' di tifo è ammesso, però, dai, un po' di... lo possiamo fare, cioè difendiamo anche quello che abbiamo creduto, a parte il fatto che qui c'è poi invece Marianelli. Marianelli, la vera scoperta delle candidature di quest'anno comincia dal David, ma è uno dei musicisti Oscar più importanti in America. Tra l'altro io ho conosciuto a novembre scorso, lavorando per Cinema Italia Style, che è la manifestazione che lancia il film italiano candidato dall'Italia per l'Oscar, e quindi a Los Angeles ho conosciuto sua sorella, che è praticamente l'anima che gestisce tutto quello che poi lui mette insieme, perché Marianelli è un personaggio che ha un grandissimo seguito a Los Angeles, in Italia praticamente uno sconosciuto, e noi lo abbiamo citato, ma non siamo riusciti ad averlo in Italia, quando con i Nastri qualche anno fa abbiamo fatto, in occasione del nastro numero 70, quest'anno siamo al 74, abbiamo fatto una manifestazione che era dedicata ai nastri da Oscar, cioè tutti i candidati italiani, i premiati che sono arrivati fino all'Oscar.
E quindi insomma, la musica italiana in realtà c'è e come anche si fa onore nel mondo. No, peraltro è vero che Marianelli ha un percorso strano rispetto a tutti gli altri, cioè è vero, il suo percorso è internazionale più che italiano, quindi è vero che da noi è conosciuto meno. Pinocchio, che invece è una super produzione italiana, insomma, con delle coproduzioni certamente, però è stata una bellissima idea anche portarlo, quindi sarà insomma, penso che questo David sarà giocato quantomeno forse su un paio di Oscar anche, insomma, certo, vediamo. Vorrei fare un augurio volevo fare. È vero che la musica si ascolta e fortunatamente si continua ad ascoltare anche quando purtroppo siamo fermi, bloccati, ma ci auguriamo che la possiamo anche vedere al più presto anche nelle sale, no Laura? È l'augurio che ci facciamo tutti, che al più presto riprenda quindi immagine e suono nel loro habitat naturale. Renato, i premi servono a promuovere il cinema, in questo momento quello che fa il David stasera è quello che faremo noi, poi iniziando subito dopo il percorso dei nastri, deve servire proprio a risvegliare anche un po' la fiducia e il coraggio anche degli spettatori, a incuriosirsi, sperando che ci siano le norme poi che lo consentano, però a riavvicinarsi anche alle sale, ai luoghi di spettacolo. Questo augurio, no? Questo augurio è fondamentale. Che possiamo fare anche noi. Allora, io ringrazio sia Renato Marengo che Laura Delli-Colli per questo preziosissimo intervento. Buon lavoro per i nastri, per il Soundtrack Star Award e via dicendo. E che Dio benedica la musica, ma pure il cinema. Grazie Marco. Grazie.